Uno schianto frontale violentissimo, la Volkswagen Golf che schizza fuori strada abbattendo parzialmente un capitello, poi il silenzio. La vita di Sebastiano Marson, 22 anni appena, si è spezzata così alle 2:30 della scorsa notte, lungo via Argine, ai confini tra San Biagio di Callalta e Zenson di Piave, e la Marca piange la sesta, giovanissima vittima della strada in soli 10 giorni, dopo Alessandro, 17 anni, morto in scooter a Ormelle, e i 4 amici di 18 e 19 anni, usciti di strada a Cordignano. Grave in ospedale il conducente dell'altro veicolo, un Fiat Doblò. Si tratta di un 24enne senegalese che non sarebbe però in pericolo di vita. L'impatto tra l'auto e il furgoncino all'altezza di via Angeli è avvenuto a centro strada. Non facile quindi capire chi dei due possa aver invaso l'altra corsia. Il forte boato, la chiamata ai soccorritori, SUEM e vigili del fuoco arrivati sul posto insieme a 2 pattuglie dei carabinieri da San Biagio e Silea, a cui spetterà ora il compito di cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'auto di Sebastiano, che procedeva verso Zenson, distrutta nel fossato, il ragazzo ormai privo di vita, e la notizia della sua morte che si è sparsa velocemente a Sant'Andrea di Barbarana, dove il 22enne cantante e musicista abitava con mamma, papà e la sorella minore. Poche centinaia di metri ancora e sarebbe arrivato a casa. Un tratto rettilineo, quello in cui è avvenuto lo scontro, una strada non molto larga ma che sfortunatamente invita a correre. Che è stretta e c'è molto traffico. Non è così che 50-60 all'ora che tutti lo rispettino. E allora purtroppo è così. Gli autovelox che sono più avanti verso Zenson. Sì, a volte si mettono anche con l'autovelox se là, c'è 50 all'ora. Però è una strada che vede come richiama di correre da 80 anche a 90-100 all'ora, no, non è perché è dritta e purtroppo è così. Un traffico come quest'anno, per esempio, non lo abbiamo neanche mai, perché è tutta una macchina in continuazione. Se in questo caso la velocità c'entri o meno saranno le indagini a stabilirlo. Il giovane senegalese al volante del Doblò rischia ora di essere indagato per omicidio stradale in attesa che si chiariscano le eventuali responsabilità.